diritto di lavorare, i servizi del centro per l'impiego per accedere al lavoro. Che cos'è un centro per l'impiego? Il centro per l'impiego è un servizio pubblico, gratuito e accessibile a tutti e tutte, pensato per chi sta cercando lavoro. In che modo mi può aiutare il centro per l'impiego? Il centro per l'impiego ti può aiutare in 3 modi, proponendoti delle attività di orientamento al mondo del lavoro, favorendo il tuo inserimento lavorativo, cioè aiutandoti nella ricerca di un'occupazione, favorendo la tua riqualificazione professionale, permettendoti di aumentare le tue competenze attraverso della formazione. In che senso il centro per l'impiego può orientarmi al mondo del lavoro? Il centro per l'impiego ti aiuta con attività di orientamento finalizzate a conoscere meglio te stesso, le tue competenze e il tuo obiettivo professionale per scegliere l'occupazione più adatta a te e che più ti valorizza sulla base di quello che sai e che vuoi fare. Conoscere meglio il territorio in cui vivi per cogliere tutte le opportunità lavorative più interessanti per te. Darti degli strumenti per presentarti al meglio attraverso dei laboratori di gruppo dove puoi imparare, per esempio, a scrivere il tuo curriculum, a cercare attivamente lavoro, a svolgere un colloquio. E invece come può aiutarmi a cercare lavoro? Il centro per l'impiego è uno dei soggetti legalmente autorizzati a fornire un servizio di intermediazione, incrociando la domanda e l'offerta di lavoro. Anche le aziende si rivolgono al centro per l'impiego per trovare nuovi collaboratori e collaboratrici. Se il tuo profilo corrisponde alle loro esigenze, possiamo segnalarti direttamente per un colloquio. E non è tutto. I centri per l'impiego ti offrono anche opportunità di partecipare agli incontralavoro, eventi di recruiting in cui candidati e datori di lavoro si incontrano faccia a faccia. Questi eventi possono coinvolgere una singola azienda oppure più imprese appartenenti a uno stesso settore, come logistica, ristorazione e molti altri, oppure attive nello stesso territorio. In queste occasioni le aziende presentano la propria attività e le figure ricercate, mentre i candidati possono sostenere colloqui direttamente sul posto. Invece la formazione in cosa consiste? Fare formazione vuol dire aggiornare o aumentare le proprie competenze e di conseguenza favorire la propria occupabilità. Significa che trovare lavoro diventa un po' più facile. In particolare, il centro per l'impiego ti può indirizzare a della formazione professionale teorica e pratica. La prima consiste in una serie di lezioni durante le quali impari le basi di un mestiere. La seconda invece ti permette, attraverso un tirocinio, di metterti alla prova direttamente in un'azienda e di imparare una professione sul campo. Come posso avere accesso a questi servizi? Puoi accedere al centro per l'impiego chiamando il numero 049 74 48 041 per prenotare un colloquio nella struttura più vicina a te. Puoi verificare qual è consultando l'elenco a questo link. Il colloquio si tiene con un operatore o un'operatrice del centro per l'impiego che si chiama case manager, che ha esperienza in ambito amministrativo, psicologico e di orientamento al lavoro. Che documenti devo portare? I documenti fondamentali da portare quando si viene al centro per l'impiego sono il documento d'identità, per esempio carta d'identità, patente di guida, passaporto, eccetera, il codice fiscale e, per i cittadini di paesi terzi, il permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato con una motivazione che consente di svolgere attività lavorativa. Se il permesso di soggiorno è in fase di rilascio, di rinnovo o di conversione, bisognerà anche portare la ricevuta che attesta la presentazione della domanda di rilascio, rinnovo, conversione o duplicato del titolo alla competente questura. I richiedenti asilo, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, possono svolgere attività lavorativa, anche se sono in possesso solamente dell'attestato nominativo. È fondamentale che i documenti siano tutti in originale. Come si svolge il colloquio?
Durante il colloquio, il case manager ti aiuta a raccontare di te, delle tue esperienze di studio e lavorative, delle tue competenze e delle tue aspirazioni professionali. In questo modo viene costruito il tuo profilo professionale, che viene inserito nella banca dati del CPI e, se sei disoccupato, ti viene rilasciata la dichiarazione di immediata disponibilità, che certifica la tua volontà di partecipare alle attività messe in campo dal CPI per poter trovare lavoro. E quindi poi come posso scegliere il servizio più adatto a me? Con l'aiuto del tuo case manager. Insieme scegliete il percorso più adeguato alla tua situazione e lo scrivete in un documento che si chiama patto di servizio personalizzato e che accerta il vostro impegno a svolgere le attività che decidete insieme. Cosa devo fare quando concludo un'attività concordata con il centro per l'impiego oppure un'esperienza lavorativa? Contatta il tuo case manager, che dal momento del colloquio in poi diventa il tuo punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la ricerca di lavoro. L'operatore o l'operatrice aggiornerà il tuo profilo con le nuove competenze che hai appreso e ti aiuterà a capire come proseguire. Hai delle domande? Contatta il numero 049 74 48 041. Ti aspettiamo al centro per l'impiego.